Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Buongiorno, ben alzati. Che fiacca stamattina, eh? Che fiacca, mamma mia, dai, cerchiamo di svegliarci, cerchiamo di interagire, cerchiamo di approfittarne di questi orari così mattinieri. Bene. Allora, prima di dare un giudizio, di sentire un tuo giudizio su quello che è accaduto poi a Verona, lo voglio chiedere proprio al dirigente sindacale della Polizia di Stato, il nostro amico Raffaele Padrone. Buongiorno Raffaele, cavaliere, buongiorno. Raffaele, ci siamo? L'ho visto prima in diretta. C'è o non c'è Roberto? Non c'è. Vabbè, se no, vedo Roberto, quando vedo così vuol dire che sta parlando con qualcuno e continuiamo a parlare con Michele per sentire la sua impressione. Ecco, questa Polizia di Stato che ci siamo. Allora Padrone, ci sei o no? Niente. Allora dimmi Michele, allora qual è la tua opinione su questo? Ragazzi, non ho tanto tempo da darvi, per favore, voglio che siate veloci, che Padrone si metta in contatto subito, altrimenti togliamo il collegamento se non riesce. Allora, Padrone, ci siamo? Niente. Michele, velocemente dammi un tuo giudizio, perché poi io devo rispettare la mia scaletta. Io, guarda, non entro nel merito di fatti che non conosco. Comunque, come insomma, sempre, ne parlano tutti i media, insomma, sono stati arrestati un ispettore più 5 poliziotti, non solo, ma ce ne sono altri 18 che sono indagati. Quindi, allora, che cosa sta accadendo in questo corpo? Allora, questo volevo dire, perché bisognerebbe conoscere bene le notizie a fondo, perché da quello che sappiamo dai giornali, come spesso avviene, poi non abbiamo tutti i dettagli. È logico che stiamo parlando di un fatto gravissimo, perché se questi hanno abusato di persone che avevano in custodia, cosa possiamo dire? Che purtroppo stiamo perdendo dei pezzi importanti e forse dovremmo aumentare anche i controlli verso queste persone. E poi verso quali persone, scusa, quali persone? Verso i poliziotti? Quelli che evidentemente ma su quelli che evidentemente hanno abusato, perché non possiamo mica far finta che non sia successo nulla. Ripeto e ribadisco, se i fatti sono quelli che noi conosciamo dai media, poi bisognerebbe leggere bene le carte. Giusto. Va bene? Ecco. Giusto. Però c'è una cosa da dire, poi è sempre facile poi criticare, bisognerebbe sapere bene cosa vuol dire avere in gestione, avere in custodia queste persone. Bisognerebbe conoscere bene la documentazione prima di esprimere dei giudizi, perché capita di sovente poi che diamo dei giudizi affrettati non sapendo i dettagli delle cose. Allora io direi che su questi argomenti dovremmo prima far luce in modo chiaro e poi eventualmente dare dei giudizi anche, diciamo così, a livello politico, altrimenti rischiamo poi di dire delle cose inesatte, certo, e criticare o giudicare le persone per fatti che non sono quelli reali, ma che sono quelli trasmessi dai media. Ecco, per ultimo... Lo sappiamo... Lo sappiamo? Oh, meno male, è un disastro. I poliziotti sono un disastro, insomma. I poliziotti sono un disastro, la tecnologia ha bisogno di aggiornarsi e forse anche noi dobbiamo aggiornarci.
Ascoltami, Purtroppo, scusate. rapidamente che cosa è successo a Verona? Che cosa passa per la testa a a questi poliziotti? Qual è la risposta di un poliziotto? Ma innanzitutto quello che è successo l'abbiamo letto ed è dovuto leggerlo unicamente dai testi della stampa, e quindi non conosciamo effettivamente come siano andate le cose, sono quello che c'è scritto di queste persone che durante dei controlli hanno usato violenza. Noi siamo Ma anche all'interno della caserma, dicono, ragazzi. e questo, guarda, questo non c'è dovuto saperlo, nel senso che non conosciamo, o io, ma non conosco, anche perché la cosa è freschissima. Noi purtroppo dobbiamo solo che essere, per altre cose successe in passato, dobbiamo essere solidali in questo momento solo con i colleghi, essere fiduciosi nella magistratura. Io conosco il procuratore che ha acquisito in questi giorni l'episodio, il dottor Tito, di cui ho la massima stima perché ho avuto piacere, so come lavora, ho avuto piacere di lavorare con lui per diversi anni, quindi so che è una persona che prenderà in mano la situazione, che riuscirà a far luce, soprattutto perché dobbiamo ringraziare, guardi, è proprio la procura che ha dato addirittura una svolta di indagini alla squadra mobile locale. Quindi credo che quando ci siano già questi elementi, tanto ci fa capire che molte cose siano state, non dico montate, ma sicuramente alcune cose di queste verranno sgonfiate all'interno delle indagini. Io dico, Però la violenza è stata usata. Cosa che ogni volta i poliziotti e gli uomini delle forze dell'ordine sono i primi ad essere additati. Succede qualcosa, al poliziotto viene immediatamente tolta la pistola, viene immediatamente tolta il tesserino, viene immediatamente elevato dai propri compiti e dal proprio servizio, messo a casa senza stipendio. E quindi io vorrei sapere solo se ai delinquenti riserviamo gli stessi trattamenti. Poi se uno ha sbagliato e pagherà, e ripeto, abbiamo molto fiducia in questa procura e soprattutto nella giustizia, però io andrei con i piedi di piombo, perché è facile, lei lo vede in altre occasioni, ne abbiamo parlato, quando succede qualcosa i primi a rimetterci sono gli uomini delle forze dell'ordine. Noi, io, lei, non vedo bene un altro ospite, non so, ma non eravamo in quel momento lì. Ci sono delle indagini in corso, quindi dovremo sicuramente aspettare indagini che saranno fatte sicuramente con le pinze, perché sono cose delicatissime. Però quello che io dico come sindacalista è che ogni volta gli uomini delle forze dell'ordine sono i primi a rimetterci, e questo non è giusto, perché vediamo gente arrestata che il giorno dopo passa davanti alla caserma e ti fa le pernacchie. Se non c'è la certezza della pena, noi non andiamo da nessuna parte. Quindi ogni volta il poliziotto, e continuiamo a avere le mani legate, perché qua invece di fare leggi a favore o anche leggi speciali, protocolli di interventi, va bene, finisce che la sberla diventa reato di tortura. Non è possibile, dobbiamo far capire a queste persone, al nostro Parlamento, al nostro governo, che ci sono delle condizioni. Se noi non abbiamo, le faccio un esempio, se noi non abbiamo questi benedetti protocolli di intervento che abbiamo chiesto da anni, anche come organizzazione sindacale, noi non sappiamo neanche a sto punto se possiamo ammanettare una persona, se possiamo colpire alle gambe, alle braccia durante le manifestazioni. È uguale. Avete mai visto un delinquente andare in galera perché ha spaccato la statua in piazza Navona? Faccio un nome a caso? No. Avete visto un poliziotto che, mentre uno tentava di spaccare la colonna e la statua, gli dava una manganellata e andava in galera? Questo avete visto fino adesso, e ditemi se non è vero. Sentiamo chi rappresenta la politica, soprattutto è indipendentista, insomma. Michele, hai sentito quello che ha detto il sindacalista? Sì, ho sentito bene e sono in perfetta armonia con lui, perché purtroppo il legislatore
continua a non fare leggi specifiche anche per le forze dell'ordine. Quante volte vediamo, e l'ha ribadito adesso il sindacalista, poliziotti andare in carcere perché usano, tra virgolette, dei metodi piuttosto rudi nei confronti di qualche criminale, e invece d'altro canto vediamo criminali uscire. Adesso, tanto per entrare nel tema, è mai possibile, dico, che la guardia giurata che ha sparato al criminale becchi 9 anni e mezzo e certi rom, certe donne rom che sono continuamente incinte, adesso non voglio strumentalizzare la cosa, però così è, possono deliberatamente rubare e scippare nei tram, nelle metropolitane romane, addirittura chi fa le inchieste viene messo sotto giudizio per violazione della privacy. Cioè questo paese sta dando degli incentivi ai criminali e sta mettendo le manette alle forze dell'ordine, ma lo sappiamo da anni, dalla sentenza Onichini, caro professor Monaco, che lei conosce bene. Da quando è stato arrestato Walter per aver difeso la sua famiglia, in questo paese le rapine sono aumentate, perché questo Stato dà incentivi ai criminali, non dà una forma di deterrenza. Non ti dice se tu vai a rubare vai in galera 10 anni, no, ti dice se vai a rubare poi vediamo, perché magari il poverino viene da una famiglia disadattata, perché è arrivato in Italia con il gommone e allora può spacciare droga perché altrimenti non aveva modo di che vivere se non spacciando, eccetera, eccetera. Giustifichiamo sempre l'illegalità e poi ci meravigliamo di altre cose. Ripeto, come ha detto il sindacalista, bisogna appurare bene i fatti, poi chi ha sbagliato paghi. Sentiamo che c'è. I poliziotti hanno... Certo, sì. c'è una telefonata. Se c'è stata veramente violenza, che paghino, ma prima appuriamo bene le cose, perché altrimenti stiamo poi facendo delle inchieste che spesso e volentieri cadono poi. Però è giusto parlarne, è giusto parlarne comunque. Pronto? Certo, non ci mancherebbe. Pronto? Pronto? Chi è? Gabriele dalla zona di Torino. Prego. Professore, buongiorno a lei e agli ospiti. Allora, noi siamo arrivati al punto che quando fanno vedere i servizi televisivi, questi immigrati trattano le nostre forze dell'ordine, carabinieri, polizia, come se fossero dei delinquenti. Un plauso al signor Padrone, fa bene, bisogna che noi ci ribelliamo. La polizia e i carabinieri non devono essere trattati come se fossero dei delinquenti, sono la nostra riserva. Grazie, certo. Buongiorno. Risposta rapida, Raffaele Padrone, mi raccomando rapidi perché avete parecchie telefonate. Ecco, ringrazio il telespettatore, ringrazio l'ospite che è con te è qua collegato. Sì, in effetti è questo. Noi ogni volta passiamo per le persone che sono state violente. Mi ricordo un piccolo episodio nei governi passati. Avete notato che il cinturone della polizia adesso è diventato tutto particolarmente blu e qua siamo stati attaccati perché la scelta del colore era un colore fascista. Ma dove vogliamo andare, per favore? Ho già risposto. C'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Antonio da Salcedo, signor Vito, e buongiorno ai suoi ospiti. Dica. Volevo chiedere al sindacato della polizia, no? Due cose. Allora, la prima, lui parla, ma c'è un peso e due misure. Allora, siccome io ogni tanto vado a fare qualche manifestazione e ritengo pacifica, sempre pacifica, e tutte pacifiche e tranquille, non c'è mai stato niente, volevo chiedere come mai a Trieste e qualche altro posto tutti seduti i poliziotti sono intervenuti come sono intervenuti? Grazie. Risposta anche qui rapida, veloce. Risposta immediata. Allora, le manifestazioni devono esserci, devono essere democratiche e devono essere fatte nei modi concordati con la questura. Autorizzate, insomma, devono essere autorizzate. A parte autorizzate, ma se la questura dice voi dovete camminare per di là
e dovete andare in quella via, sono tutte cose che vengono messe in una ordinanza. Nel momento in cui si supera quella zona, detta zona rossa perché è vietata, la polizia deve evitare il contatto magari con altri manifestanti che loro non sanno. Metta che dall'altra parte della via c'è un antagonismo, una società, un'associazione, un gruppo politico antagonista, noi non possiamo avere chiaramente un contatto, no? Se no parliamo di poteri. Quindi nel momento in cui viene segnalata questa cosa, la zona rossa diventa zona rossa invalicabile. Se voi dimostranti vi sedete lì e di là devono passare quegli altri, noi coercitivamente prendiamo e vi spostiamo. Questo è senza nessuna tipologia di violenza. Però io vorrei capire perché voi, nel momento in cui vi viene detto scusate, non passate per di là, lo fate lo stesso, volete lo scontro. Io non dico in questo caso questo signore, ma ogni volta è così. Perché se viene detto scusate, non passate di là, perché di là non si può passare. No, niente, arriviamo allo scontro. La polizia è fascista. Pronto? Rapidi per favore, signori, abbiamo tempi proprio limitati. Chi è? Professore? Chi parla? Professore, sono Salvo dalla provincia di Torino. Dica. Salvo dalla provincia di Torino. Prego. Vorrei parlare col signor Paragone. Parli, dica. Padrone, scusi, padrone. Allora, caro Raffaele, bisogna capire perché oggi tutti questi giornali prepagati hanno buttato questa notizia. Quindi bisogna cambiare un attimino la strategia. Perché? Perché oggi c'è una notizia ancora più fastidiosa e più rognosa, che è quella di D'Alema e compagno Profumo. Allora, cosa hanno fatto questi signori della stampa propagata? Hanno tenuto in serbo per un paio di giorni questa notizia, che non è una notizia, perché accadrà e accadrà sempre, perché noi uomini non siamo perfetti, anche se fossimo poliziotti, va bene? Quindi vanno colpiti gli uomini che combinano queste robe. Ok, grazie signore, abbiamo Quindi capito, grazie. In pratica mi rivolgo adesso all'amico Favero. È fatto di proposito questa, secondo te, Michele, questa notizia? Ci sono molte notizie comunque che escono, non dico di proposito o meno, però sicuramente diciamo che i media sanno quando e come colpire per nascondere ben altro. Quindi è voluto, insomma, hanno aspettato. Ma non dico, allora ripeto e ribadisco, non dico che sia voluto, è giusto mettere in luce se ci sono dei problemi reali, se ci sono state, ripeto, delle violenze, perché la violenza va sempre condannata, anche quella tra virgolette legittima di cui ci parlava Max Weber dello Stato, comunque va sempre condannata se non è prevista e se non ha, diciamo così, i termini di legge con cui è autorizzata. Però sta di fatto che quando si vuole sviare verso problemi ben più consistenti, si mettono in luce altri aspetti, ma credo che i media di oggi e di ieri, specialmente quelli nazionali, caro direttore, quelli che solitamente vengono descritti come autorevoli, sono quelli dove il potere decide cosa e far capire e conoscere e cosa non far conoscere. Certo. Perché si ricorda bene anche lei che quando il gasolio era a 1,9 si parlava ogni giorno, no? Adesso che è andato sotto di qualche centesimo non ne parla più nessuno, quasi fosse a un prezzo così normale. E invece chi conosce l'economia e chi usa anche questo carburante per lavoro sa benissimo che non è cambiato molto e che ci sono molte aziende in difficoltà. Sa benissimo che c'è un calo degli ordini dell'industria che sta colpendo in modo grave la nostra economia. Sa benissimo che ci sono degli aumenti dei mutui delle banche grazie a una politica assolutamente irresponsabile della BCE, con persone e famiglie che si trovano a pagare rate che prima erano di 700 euro, consigliati per fare un mutuo variabile, e adesso sono passati a oltre 1000 euro e non ce la fanno più. Certo. Questo è il problema, si vuole nascondere la realtà mettendo alla ribalta così qualche notizia che poi sì,
vedremo, come diceva il sindacalista, se avrà fondamento o meno. Direttore, allora, sì, dimmi. Poi c'è da notare una cosa, ditemi, smentitemi anche nelle telefonate. Quando ci sono poliziotti, uomini delle forze dell'ordine, parlo in genere, che sbagliano nomi, cognomi, indirizzo, residenza, numero di telefono sui giornali, se queste persone, questi colleghi verranno assolti, lei non troverà nulla. 2 trafiletti. 1, quando c'è un delinquente che delinque anche con una semplice furto, il nome, cognome, puntato, iniziali, non nome, cognome. Vi rendete conto che disparità c'è anche nella stampa? Certo. Va bene signori, il tempo a disposizione vostro è terminato. Io vorrei che l'amico Raffaele Padrone si ricollegasse con me verso le 8:15, perché ci sarà anche il dottor Fabio Camillucci, che è segretario regionale Friuli Venezia Giulia del LES, in maniera da confrontarsi con l'altro sindacato. Grazie all'amico, ovviamente segretario della Indipendenza Veneta, Michele Favero, e molto presto ti richiamerò per altre cose. Buongiorno a tutti. Grazie. Ecco, casomai Raffaele ti colleghi un po' più avanti, verso le 8:15. Grazie. Sentiamo chi c'è, sentiamo chi c'è al telefono e poi risentiamo e risalutiamo l'amico Raffaele Padrone. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, Franco da Palermo. Buongiorno Franco da Palermo, mi dica. Ascolti, sentendo questo discorso, proprio ieri a Palermo un poliziotto si è permesso di inseguire, non so esattamente come, un ladro o un malvivente, non so il motivo, perché dice perché non lo so, perché talmente ne succedono tante volte di queste cose che uno manco li deve più, che ormai è all'ordine del giorno essere picchiati dalle persone. Un poliziotto si è permesso di inseguire un malvivente a Palermo, a Borgo Vecchio, 40 persone lo hanno accerchiato, lo hanno mandato all'ospedale e gli hanno dato 40 giorni di prognosi. Perciò questo è ancora più importante di quello che state dicendo, che i poliziotti eccetera, lo hanno mandato, eppure non ne parla nessuno, soltanto a TV privata di ieri, così, tanto per... Ha fatto bene a dircelo. Ha fatto bene a dircelo. Ha fatto benissimo. Se lei cerca sul computer pensa che ci sarà. Grazie. Di quante tante altre cose. Grazie Franco, grazie. Rispondiamo, Padrone, visto e sentito quello che ha detto anche il signor Franco da Palermo. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Mi sentite? No? Sì, no, perfettamente bene. Sì. Perfetto. No, intanto ringrazio i suoi ospiti che hanno ripetuto chiaramente in altre parole ciò che avevamo detto questa mattina presto. Io quindi ringrazio anche l'avvocato Pavanini per dare un sostegno alle forze dell'ordine in questo momento delicatissimo in cui non conosciamo atti e qui leggiamo dal giornale. Come dicevo prima, l'avvocato che ha materia sa benissimo che se la procura ha dato disposizioni all'attività di indagini, di proseguire l'attività di indagini che peraltro è iniziata alcuni mesi fa, ha dato mandato alla squadra mobile della stessa questura, credo che ci siano degli elementi del procuratore, il dottor Raffaele Tito, che conosco, stimo, ho lavorato con lui, quindi so come può agire. Credo che ci siano delle situazioni che verranno sicuramente scemate, verranno declassate, ma sicuramente se riterrà che qualcuno ha sbagliato sicuramente pagherà. Ok. Esatto. Sentiamo una cosa che dico al signore di Palermo e dico a tutti, dico anche a te, caro Vito, il problema è uno. Di questi episodi ce ne sono moltissimi. E io torno a dire quello che dico sempre: se non c'è certezza della pena in Italia non andiamo da nessuna parte. Giusto. Non andiamo da nessuna parte, perché lo dico ogni volta, noi arrestiamo una persona per qualsiasi tipo di reato, massimo
2 giorni dopo questa persona è fuori. Noi speriamo sempre che gli arresti avvengano il venerdì, perché almeno sabato e domenica la procura non lavora, lunedì c'è la direttissima e si sono fatti 1 notte e mezza in carcere. Solo questo, perché siamo arrivati veramente alla frutta. Non abbiamo le forze dell'ordine preparate sotto una tipologia che è quella dei protocolli di intervento, come si diceva, ma dobbiamo sempre essere additati. E come dicevo prima, avvocato è qua e c'è anche il collega sindacalista, se dovessero essere assolti, il trafiletto sarà di 8 righe. E quando parliamo di delinquenti, il nome e cognome vengono puntati quindi con le sigle iniziali del proprio nome e del proprio cognome. Qua invece addirittura si parla di nome, cognome, indirizzo, metteteci pure il numero di cellulare, così abbiamo fatto un play. E di quegli episodi, dicevo, che è successo a Palermo, quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Allora, ogni giorno macchine distrutte, incendiate durante le manifestazioni, va bene? E nessuno paga, perché contravvenzioni che sono irrisorie, nessuno paga. Dovremmo trattare queste persone come terroristi di piazza, l'abbiamo chiesto più volte, come un terrorista di piazza, perché se no non andiamo da nessuna parte. La polizia deve sempre rispondere davanti a un giudice. Sappiate che non ti paga nessuno l'avvocato o il proprio difensore. Quindi guardiamo bene di cosa parliamo, perché ho sentito, letto più che altro, mele marce nel servizio. Ma come si permette quel giornalista? Perché quanti giornalisti sono stati indagati fino adesso? Quelli non erano mele marce, rispetto per ogni professione. Questo non transigo su questo. Bene, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno signori, Enzino da Asti. 2 cosette, professore. Fino a quando le forze di polizia tollereranno di essere bullizzate dai clandestini, dai criminali, dal Partito Democratico che difende il suo elettorato, dalla magistratura che appartiene in toto al Partito Democratico? Fino a quando? Cosa fare? Allora, i sindacati delle forze di polizia prendano contatti con quelle forze politiche palesemente non criminofile e non criminogene per sistemare la questione, cambiare tutte le norme di ingaggio. Io sarei per dare carta bianca alle forze di polizia, devono agire in base al momento, alla situazione del momento, e nessuno deve potersi permettere di metterci il becco, perché la polizia rappresenta tutti noi. Il poliziotto di servizio è il Presidente della Repubblica, è tutto il Consiglio dei Ministri, è ogni singolo cittadino. Ci vuole una rivoluzione culturale. Io invito i rappresentanti sindacali ad attivarsi ma subito, vogliamo vedere i risultati entro un mese. Grazie, buongiorno. Grazie. Mi raccomando, siate tutti più brevi, se no così diamo possibilità a tutti di poter intervenire. Io leggo sul Gazzettino.it, poliziotti arrestati per tortura in questura, ci sono un bellunese e un veronese, i nomi, poi lo spray, l'urina, l'acquario, quelle frasi shock nelle intercettazioni, primi pestaggi, poi le risate. Dall'indagine emerge una situazione incredibile, le vittime erano umiliate, usate come stracci per pulire il pavimento. Quindi queste sono cose, ecco, è il Gazzettino, non Repubblica, come ha detto qualcuno, insomma. Prendiamo la telefonata e poi voglio sentire anche, però in maniera sintetica, voglio sentire il Fabio Camillucci. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno Vito, sono Franco da Biella. Rapido, mi raccomando, Franco, prego. Rapidissimo, di fronte ad una situazione del genere, quando i poliziotti vengono indagati per, non credo assolutamente alle torture, perché queste qui sono tutte montature giornalistiche, ma non c'è il pericolo che per 1.400-1.500 euro al mese
questi poveri ragazzi si girino dall'altra parte invece di andare a vedere certe cose? Ecco, vorrei una risposta, grazie. Grazie. La risposta la darà il dottor Camellucci, rapido, perché avete molte telefonate. Prego, Camellucci. Sì, diciamo che chiaramente, ripeto, testimonio ancora il malessere che c'è all'interno della Polizia di Stato. Ci sono stipendi bassi, ma oltre a questo non si vive di solo pane, vi è una mancanza di soddisfazioni, nel senso che tu fai un determinato lavoro per avere un risultato e questo risultato viene puntualmente negato dalle normative che ci sono. In più ci si trova a combattere su due fronti. Uno, appunto, quello che dovrebbe essere normale per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ovvero combattere la criminalità, e allo stesso tempo però ci si trova ad avere anche, tra virgolette, a dover combattere anche con la magistratura, diciamo così, e anche i media che ti stanno addosso. Faccio un esempio, a Trieste anni fa c'è stato un grosso processo perché si era suicidata una persona che era momentaneamente trattenuta presso gli uffici della questura, era stata indagata tutto l'ufficio di immigrazione, conclusione del processo, assoluzione di tutti. Questi colleghi sono stati per 5 anni o anche più, hanno vissuto le pene dell'inferno, perché spese giudiziarie, questo, quell'altro, essere diciamo anche citati sui giornali con nome e cognome, tutta una serie di cose che sicuramente non fanno bene, soprattutto a chi vive nella stessa città dove opera. Quindi per questo io anche invito alla prudenza prima di giudicare. Giusto, esatto. Giusto. No, la cosa che mi fa male, poi voglio sentire l'avvocato, è questo malessere da parte della polizia. Non so se l'hai capito anche tu, avvocato Pavanini. Intanto prendiamo la telefonata e poi la parola all'avvocato Pavanini. Pronto? Pronto, dottor Monaco, buongiorno. Chi è? Buongiorno, dottor Monaco. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa. Ma chi è che parla, signora? Mi dice chi è lei? Complimenti per la trasmissione che sta facendo. Signora, chi parla? Perché dicono sempre, fanno... Signora? Quella signora che hanno picchiato, perché non hanno fatto vedere cosa faceva davanti alla scuola? È sempre così. Noi siamo con tutta la polizia, carabinieri, guarda, siamo sempre con loro, hanno sempre ragione e mi spiace che questi ragazzi vengano trattati così. Grazie signora, chi era lei? Chi è lei? E grazie mille, grazie. Ma chi è che ha parlato, signora? Sono curioso. Vabbè. Voglia. Avvocato Pavanini, dai. Eccomi qua. No, allora è vero, ogni tanto noi assistiamo a dei provvedimenti giudiziari che sono aberranti, però ha ragione precedente interlocutore che ha detto... Camellucci, dottor Camellucci. No, l'ultimo arrivato. È che non ci vedo perché padrone. Sapere che invecchiando non riesco a leggere il nome piccolino. Vabbè, al di là di questo si chiama padrone. Ok, perfetto. Cioè la legge deve essere certa. Se tu trovi uno che stupra, che commette un reato, gli devi dare una pena certa. A quel punto la magistratura non potrà più interpretare, perché questo è il paese in cui la legge viene interpretata, viene attenuata, viene aggravata. Io come cittadino voglio una legge che sia fatta bene, certa e che sia chiara per qualsiasi utente del diritto, in modo tale che poi non sia più interpretabile. Ma questa cosa la devono fare i politici. A quel punto non ci saprà più il pericolo di vedere dei provvedimenti aberranti che, come diceva Padrone, prevedono che il soggetto venga arrestato il mercoledì e sia liberato il giovedì, il venerdì e via dicendo. Questo è quello che un paese civile fa, e un paese civile anche dovrebbe ripristinare il buon nome, la dignità di persone che finiscono ingiustificatamente sotto una gogna mediatica
dove si fa il processo prima ancora che ci sia l'evidenza del diritto della loro innocenza. Certo. Questa è una cosa, a proposito del trafiletto, che grida a vendetta. Bene, ci fermiamo un attimo, state qua con me che devo andare un attimo in pausa pubblicitaria, ma poi torniamo e vi leggerò che cosa scrive il Gazzettino su questo link. Prego regia. Allora, siete ancora con me? Sì, mi auguro. Due cose, mi rivolgo a Raffaele Padrone. Padrone, mi chiede Sonia da Vicenza perché non si cambiano le regole di ingaggio per le forze dell'ordine, 1. 2, loro hanno ascoltato la signora, la signora con cui la signora Livia Magri, la GIP che ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari di questi 5 poliziotti, dice che ha ascoltato delle cose incredibili e straordinarie. Uno diceva, dopo il pestaggio di gruppo ridacchiava, com'è che non l'hai ammazzato? Allora risponde un altro, mi raccomando, quelle che non avevi fatto prima, dagliele dopo, diceva qualcuno al collega. E quindi questi sono stralci che ti lasciano, diciamo, sotto shock, insomma, no? Caro amico, io leggo quello che è scritto, Padrone, mi raccomando, in rapida sintesi. 1, se è possibile cambiare le regole di ingaggio, come chiede la signora Sonia. Ma le regole di ingaggio intende come? Gli arruolamenti? Non ho capito. Arruolamenti, Ma gli arruolamenti, tutti, guardi che, voglio dire, stiamo puntando il dito sull'invisibile. 1, ma tutti quanti sono stati arruolati nella stessa maniera, nel senso che hanno passato dei test, che hanno passato dei quiz, che hanno passato delle prove attitudinali, che hanno passato un colloquio con lo psicologo, e cioè tutti quanti vengono, se poi ci saranno 10 persone, 6 persone, 3 persone delle forze dell'ordine che non si comportano bene, ma ce ne sono altre 34.000, no? Perché siamo pochi, ma 34.000 si comportano bene, cioè voglio dire, non ho capito questa regola di ingaggio, non è che questi signori... Non l'ho capito neanch'io perché me l'ha scritto. Non è che questi signori hanno passato un test diverso dal mio, o da quello del collega, da quello di un altro. Per quanto riguarda invece quelle diciture un po' violente... Ma io queste cose, non so se l'avvocato che fa parte all'interno della giustizia più di me ha letto questi stralci. Se li ha letti... Il Gazzettino, il Gazzettino. Perché ma il Gazzettino, attenzione, il Gazzettino.it non è perché si chiama Gazzettino, è perché la stampa, cioè, allora ci dovrebbe essere una tutela, no? Che non c'è. Cioè, a me fa ridere ogni volta che il giornalista conosce abusando del proprio lavoro, perché se pubblica, mi pare che ci sia una legge che non si possa, avvocato mi corregga, ma mi pare che non si possano pubblicare più testi integrati all'interno delle intercettazioni. Ma da diversi anni che questo accade. Sì, ma voglio dire, no, hanno rovinato politici, personaggi, per l'amor di Dio, e lasciamo perdere questo discorso. Però voglio arrivare, io non so se siano stati capaci di trovare gli stralci di queste cose. Allora, troviamo però, stavo dicendo una parolaccia, no? Troviamo anche gli stralci delle persone, dei delinquenti. Certo. Troviamo i filmati dei delinquenti. Avete notato che quando ci sono dei filmati dove si vedono i poliziotti che caricano il personaggio, il delinquente, il malvivente, lo caricano in macchina, si vede solo il momento in cui il poliziotto carica questa persona e non si vede mai il prima. Stranamente, ma nessuno se lo chiede cosa è successo prima, perché il poliziotto la prende per un braccio o per il collo e lo mette in macchina. Ve lo siete mai chiesto perché? E come mai in questo momento esce questa situazione che sono 9 mesi che la polizia sta indagando sugli stessi colleghi, giustamente? Ok, siate brevi. Raffaele, siate brevi, ho detto. Pronto? Pronto, buongiorno dottore. Chi è?
faccio una domanda a lei e ai suoi ospiti. Se mi dice chi è lei, per favore, presentatevi. Sono Erminio dalla Spezia. Ecco. Prego. Erminio dalla Spezia. Prego. Ecco, una sola domanda facile a lei e ai suoi ospiti. Come mai nelle forze di polizia ci sono responsabilità? Nelle forze mi chiama i medici e tutti hanno delle responsabilità quando sbagliano. Casomai, come mai nella giustizia quando sbagliano non hanno nessuna responsabilità? Grazie, grazie. Avvocato. Bravo. Questa è una domanda che mi pongo anch'io. In realtà c'è una legge, mi pare che sia dell'88, che prevede la responsabilità. Il problema è che il risarcimento poi viene dato al soggetto che è stato leso da un provvedimento giudiziario da tutto il popolo italiano, cioè lo Stato che paga. Invece non si vede perché nell'espletamento delle proprie funzioni anche i magistrati non debbano, ad esempio, avere un'assicurazione o comunque rispondere al pari dei medici, al pari degli avvocati, al pari dei commercialisti. Questo è un interrogativo a cui però può rispondere solo la classe politica, che è la stessa che dovrebbe rendere certe le pene. Certo. Se mi è consentito una cosa brevissima. Adesso io ovviamente apprendo da te quelle che sono state le intercettazioni. Non so se siano vere, non vere, ripeto, vedremo che cosa stabilirà la magistratura. Tengo però a dire una cosa, che spesso in un momento di ira, in un momento di stress, si possono dire anche tante cose. Cioè, non so se a te in macchina sia mai capitato di vedere uno che ti stringe o che ti sta per tamponare, e magari gli dici in veneto, anche se tu sei felicemente pugliese, te coppo. Ma non è che dopo... Lo dico anch'io, lo dico anch'io a te. Non è che poi a quello che dici segue il fatto, però pensiamo che magari quello che è stato detto perché fino a poco prima avevi un delinquente che ti minacciava con una siringa, che ti minacciava con un coltello, che viaggiava nudo come è accaduto 2 settimane fa, mi pare nel Vicentino o proprio nel Veronese, inveendo, sparando, minacciando. Cioè, rendiamoci conto che le vittime sono i poliziotti, non Giusto. Sono i delinquenti che fino a un attimo prima Sono di essere d'accordo con te in in toto. caserma erano a commettere dei reati, spesso anche mascherati, perché pensiamo alle varie manifestazioni che fanno con caschi, eccetera, quando esiste una legge che ti impedisce di andare in giro così. Certo. C'è un anonimo che dice: buongiorno, fa male, mi dispiace che siano anonime, che non mettano il nome, mi fa fastidio, fa male vedere che una parte politica ha portato giustizia, forze dell'ordine che vengono sbeffeggiate per effetto delle loro leggi, e qui il nostro paese è diventato il Luna Park della delinquenza di ogni etnia e nazionalità. Pronto? Pronto, buongiorno signor Monaco Vito. Chi è? Professore, Chi parla? buona giornata, Antonio da Forlì. Dica. Io sono quello che anni fa ha dovuto andare in Svizzera per mettermi in contatto con lei. Le dico solo una cosa, in fretta, che io sono stato nei paesi di lingua tedesca a lavorare, però questa commedia che si vede verso la polizia, poliziotti eccetera, è solo in Italia, e fanno quello che vogliono, perché la Meloni li ha fatti entrare e li è andati a prendere, è una cosa incredibile. Ci sono stupratori, accoltellatori, delinquenti, ci sono di tutto in mezzo. Perché non fate qualche volta nei paesi di lingua tedesca, Svizzera, Germania e Austria, per sentire cosa succede là? Solo qua succede. Grazie. Perché poverini dobbiamo trattarli e dobbiamo... Grazie Antonio, siate brevi per favore. Dice dottor Camillucci: sono Patrizia da Roma, quando c'era il PD certe cose erano normali, ma il governo di destra
che è stato votato anche perché prometteva più sicurezza, che cosa aspetta a cambiare queste leggi? Allora, io direi che purtroppo nella situazione in cui ci troviamo oggi sono complici ambedue gli schieramenti. Faccio un esempio, proprio la legge Cartabia, che ho nominato poc'anzi, è stata voluta fortemente dal precedente governo, ma questo governo non sta facendo niente per limitare gli effetti. Ricordiamo per esempio uno dei tanti problemi che ha creato la legge Cartabia è quello di far diventare perseguibili a querela molti reati che prima erano d'ufficio. Addirittura pensiamo a per esempio il furto in abitazione e questo ci causa cosa? Ci causa il controsenso, il paradosso che se non c'è la persona, la parte lesa, diciamo, chi ha subito il furto, anche se diciamo, gli autori vengono presi sul fatto, non è presente la parte lesa a dire sì, voglio proporre querela, e questi devono essere liberati perché vi è la mancanza della condizione di procedibilità. Quindi direi che ambedue, diciamo, gli schieramenti, diciamo così per brevità, sono tra virgolette complici in questa situazione che stiamo vivendo. Situazione che secondo me rasenta veramente l'impunità. Noi vediamo, per non parlare poi quello che accade col testo unico degli stranieri. Testo unico degli stranieri che per esempio per il 10 bis della 286, ovvero lo straniero che permane illegalmente nel territorio dello Stato, è prevista una contravvenzione una multa, scusate, dai 5.000 ai 10.000 euro. 5.000 10.000 euro che questo non pagherà mai, capito? Quindi possiamo parlare di una impunità generalizzata, però nello stesso tempo vediamo che quando purtroppo, il loro malgrado, si trovano a essere protagonisti degli appartenenti alle forze dell'ordine, là vi è tutta un'alzata di scudi e vi è anche una severità, diciamo, che molto spesso non si riscontra con i criminali incalliti. Io ricordo, per esempio, che qua a Trieste abbiamo avuto 2 colleghi che sono stati uccisi e direi che l'autore del reato non è stato sicuramente, diciamo, condannato a una pena esemplare, ma anzi tutt'altro. Certo, questo è grave. Comunque, dice Luciana da Verona, nonna, dice: ho collaborato per anni con le forze dell'ordine per droga, con risultati eccellenti. Ora non si può più e capisco perché da quando ci sono in libera circolazione extracomunitari senza nome che fanno quello che vogliono e tutelate le forze dell'ordine sono assenti a scapito dei nostri cittadini. Parla di Verona ovviamente e hanno anche ragione, dice. Allora... sta per terminare. Un minuto. Vito, sì. Voglio ricordare una cosa. Un minuto, non di più. Un paio di anni fa, prima di salutare, un paio di anni fa, sono stati ammazzati 2 colleghi a Trieste. È stato preso la persona all'interno della questura di Trieste, va bene, 2 colleghi delle volanti, giovani. Bene, risultato che questa persona è imputabile perché è capace di intendere e di volere. Ecco, volevo solo aggiungere questo, salutare tutti quanti, volevo salutare tutti quanti, i suoi ospiti, i telespettatori, e sono contento di una cosa, Vito, che ne abbiamo parlato, ma soprattutto che c'è gente che ha telefonato che è con le forze dell'ordine. Benissimo. Grazie, alla prossima. Grazie intanto a Raffaele Padrone, avvocato carissimo. Avremmo dovuto parlare di politica anche stamattina, ma io credo che torneremo a parlare anche di queste questioni. Era più giusto attirare l'attenzione su questo ed esprimere la massima totale solidarietà e fiducia alle forze dell'ordine. Ecco, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Sei molto gentile, avvocato Pier Filippo Pavanini, grazie comunque per aver accettato anche di parlare. Ti ho chiamato ieri sera per dirti dobbiamo parlare di questo argomento e tu hai detto molto volentieri, perché avevo in mente di discutere di altre cose, del Green Pass per esempio, ma ne parleremo un'altra volta perché è importante anche parlare d'Europa, di quello che stanno facendo per noi. Un 30 secondi per l'amico dottor Camillucci, mi dica in 2 parole di che cosa ha bisogno oggi la Polizia di Stato. La Polizia di Stato, ma come tutti i cittadini, abbiamo bisogno di una rivoluzione a livello normativo. Come è stato detto prima, non abbiamo la certezza delle pene. L'Italia è piena di prescrizioni
e pene, però le pene dopo non vengono applicate, o se vengono applicate le paga solamente gli ambienti sotto forma di multe, eccetera. Bene. Quindi direi che vi è bisogno di una rivoluzione dal punto di vista normativo. Grazie infinite, salutiamo anche la signora Anna, non faccio in tempo da Trento, non faccio in tempo a leggere questi messaggi interessantissimi che sono arrivati. Signori, vi ringrazio immensamente per la vostra partecipazione e vi auguro una buona giornata. Annuncio che stasera, ci sarà la diretta di edizione Vocal Sound con artisti vari, alle 9.30 Volume nel Cuore, ore 12 Verona Rizzi e Gianluca Versace, il quale ci sarà domani mattina a condurre questa trasmissione. Buona giornata a tutti, buona salute e viva la polizia, devo dirlo con tutto il cuore, viva la polizia, buona giornata a tutti e buona salute.